Siamo in compagnia di Luigi dell'azienda Famiglia Paravano, un'azienda che si occupa di coltivazione sia per quanto riguarda campi, frutteti e anche dei vigneti che producono dell'ottimo vino. Oggi Luigi ci parlerà del loro friulano. Sì, certo. Oggi vi presento il friulano, che è un nostro vitigno autoctono del Friuli Venezia Giulia, e questo è il friulano DOC dei Colli Orientali della nostra famiglia, che viene prodotto in un vigneto che la nostra famiglia ormai possiede da più di 80 anni, che si trova sulle colline che sovrastano Savoriano del Torre. Uno dei punti di forza di questo friulano è sicuramente il terreno in cui si trova, che noi chiamiamo volgarmente ponca, ovvero un impasto di marne arenaria che rende il terreno ricco di sali e di microelementi, che donano a questo friulano sicuramente un gusto molto equilibrato, sicuramente fruttato e con una buona acidità, che si ritrova in una piacevole freschezza in bocca, tipica dei vini friulani, che lo rendono perfetto come aperitivo o in questo periodo dell'anno per accompagnare un piatto a base di pesce. Ora vi spiegherei velocemente le parti fondamentali che dal vigneto ci portano fino alla bottiglia. Volentieri. La nostra azienda per questo friulano predilige una vendemmia totalmente manuale che viene effettuata nelle prime ore della giornata, così da mantenere l'uva il più fresca possibile. Dopodiché noi la portiamo giù nella nostra cantina a Primulacco, dove dopo essere stata diraspata fa una macerazione a temperatura controllata che può durare da 24 a 48 ore. Successivamente si effettua la fermentazione alcolica in acciaio e per i 3 mesi successivi si continua con il batonnage, per finire in un travaso, e viene poi lasciato riposare fino a aprile-maggio, momento in cui si effettua l'imbottigliamento. Dopodiché il vino viene lasciato affinare in bottiglia per ancora alcuni mesi e successivamente può finalmente iniziare la vendita. Per cui vi aspetto presto nella nostra cantina a Primulacco, grazie a tutti. Quindi non mancheremo di venire a degustare questo ottimo friulano oltre agli altri tuoi vini. Io ricordo che tu hai moltissime tipologie di vino e questo è derivato un po' anche da una tradizione familiare, perché tu hai ereditato dei vigneti con tantissime qualità di vitigni al loro interno. Piccoli appezzamenti storici. Piccoli appezzamenti, esatto. Quindi noi ci delizieremo con un calice di buon vino. Chi invece non vuole bere il vino potrà bere il succo di mele sempre di tua produzione. Certo, oppure in agriturismo a trovarsi e degustare i nostri piatti. Grazie Luigi. Prego.